Incontro e intervista con il professore Franco Curabba, già dirigente scolastico, presidente dell'associazione Servoe Lingue Presente e l'attività socioculturale della nostra città. Noi incontriamo per celebrare il centenario dalla morte di Giacomo Matteotti, 10 giugno 1924, 10 giugno 2024. Franco, ti vorrei chiedere subito cosa rappresenta oggi la figura di Giacomo Matteotti? Giacomo Matteotti viene ricordato e onorato perché è stato un martire della democrazia, un martire della libertà, uno che si è sacrificato per il bene comune. Vorrei ricordare che Giacomo Matteotti faceva parte di una famiglia borghese un benestante, era un benestante, e ha fatto la scelta di stare con gli umili, di stare con gli ultimi, poteva tranquillamente godersi la vita, però ha fatto questa scelta. Da buon socialista ha fatto la scelta di redimere i contadini della sua zona per far sì che potessero migliorare le loro condizioni di vita. Lui stava bene, ma gli altri notava che stavano male, perché ha scelto un ideale, l'ideale del socialismo, che mirava anzitutto allora all'eliminazione delle disuguaglianze. Questo è il concetto fondamentale. Ma tu volevi giustificare che è stato un lungimirante. Oggi, con il lume di dopo, sì, è stato lungimirante perché sin da allora, invece di fare la scelta massimalista, la scelta rivoluzionaria che è stata fallimentare, ha fatto la scelta riformista. Quella praticamente di cambiare, trasformare lentamente la società. Sì, perché poi lui è stato buttato fuori, è stato lasciato conturati dal partito perché rappresentava l'ala moderata. E l'ala moderata allora cercava un accordo per impedire l'ondata fascista che si stava attraversando sul paese. I moderati cercavano un accordo con i diritti per formare un governo proprio che impedisse questa avanzata del fascismo, ed è stato buttato fuori assieme a Turati dal partito fondando il PSU, il Partito Socialista. Sì, Giacomo Matteotti sequestrato dalle squadracce fasciste e poi ucciso. In questo momento in cui c'è un dibattito aperto sulla libertà, la libertà di stampa, la libertà degli interventi, insomma, Matteotti dunque è un punto di riferimento. Sicuramente sì, un punto di riferimento. E in questo momento particolare, perché in Italia per ora c'è un certo rindicello di destra che soffre e entra nelle ossa della gente, sta entrando lentamente nelle ossa della gente. Questo rindicello di destra ci ripropone un po' il passato, sotto forme diverse. Se il premierato, per esempio, non è altro che un uomo solo al comando, mentre prima loro avevano la parola d'ordine, un uomo solo al comando. Oggi la addolciscono con questo nuovo termine, che diventerà un termine istituzionale, il premierato, che non è altro poi, che non lo so, ma quindi bisogna fare attenzione. Se Matteotti allora si è sacrificato per la democrazia, per la libertà, ci induce, ci ricorda che anche noi dobbiamo essere più attenti e impedire che certe situazioni possano ripetersi sotto forme diverse. La storia non si ripete mai uguale. E Matteotti viene sequestrato perché attaccò violentemente l'apparato di Mussolini per le illegalità, le corruzioni, insomma una battaglia di opposizione seria e voglio dire vigorosa. Esiste oggi un quadro che possa fare riferimento a Matteotti nella battaglia di opposizione, che non sia solo cialtrone, che non sia solo gridata, che non sia solo attacchi continui e inutili, un'opposizione seria come ha fatto Matteotti? Guardi, Matteotti ha fatto un'opposizione seria perché era un uomo di principi, un uomo forte, aveva un'intelligenza straordinaria, era fortemente legato a dei principi morali ma anche politici istituzionali. Oggi, per la verità, insomma, non noto grosse personalità che potrebbero incidere fortemente sul nostro percorso
per come allora ha inciso il Matteotti. Oggi la vita politica è molto variegata, è molto più soft, molto imbastata. Sì, è molto più soft, cioè nel senso che non ci sono più le battaglie ideali. Oggi le battaglie sono scaramucce per argomenti singoli, specifici. Esatto, sì. Non c'è più un'idealità, uno scontro di idealità per come c'era nel passato. Quindi sì, però c'è una sinistra che fa opposizione, c'è un'opposizione che oggi si fa sentire e cerca in ogni modo di impedire che questi possano, che la destra possa ovviamente incidere fortemente sul tessuto istituzionale, perché l'intendimento è questo. Professore Curata, tu sei stato dirigente scolastico, ti chiedo oggi se nei libri di storia Matteotti è ricordato doverosamente nella misura completa del suo impegno politico e del suo sacrificio. Nei libri di storia Matteotti è solo citato con pochissime chiarificazioni sulla sua vita, pochissime notizie sulla sua vita, citazioni veloci, anche dal punto di vista politico. Insomma, il tutto si racchiude nella notazione che è stato un antifascista, è stato un antimilitarista, Ucciso dalle squadracce fasciste, e tutto si chiude lì.